Vabbè, tranquillo, non lo dica a nessuno, non lo dica a nessuno, lo so solo io, va bene, ciao, ciao. Amore, dimmi subito che cosa ti ha detto Francesco, dimmelo. Amore, dice che stanotte si è fatto la pipì a letto. No! Ti giuro, dice che stava sognando di dover andare in bagno e si è svegliato tutto bagnato. Amore, ti prego, non devi dire niente a nessuno, che lo so solo io, ti prego. Amore, guarda che così tu mi offendi, sai? No. Perché io non dico niente mai a nessuno. No, non penso proprio, amore, tu c'hai il gruppo su WhatsApp con le tue amiche, Pettegole and Friends. Ma che c'entra, amore? Ma che ne capisci? Che ne capisco, la vostra parola d'ordine è sputtaniamo a macchia d'olio. Amore, ma perché noi parliamo delle nostre per favore, cose? per Parliamo favore. delle cose degli altri, noi. Sputtanamento a macchia d'olio, ragazze, è Anna Andrea che vi parla. Francesco si fa la pipì a letto da un anno. Edizione straordinaria. Francesco, giovane palermitano, fa la pipì a letto senza sosta da 20 anni. La fonte della notizia pare che sia Claudio Casisa, suo amico fraterno. A dopo per ulteriori aggiornamenti. Bravo, Claudio Casisa, che non si sa tenere i segreti che gli dice Francesco. Bravo.